Buongiorno a tutti, benvenute e benvenuti a Educhiamoci, Giornate per l'Educazione, un evento promosso dall'amministrazione comunale di Vittorio Veneto, in particolare dall'assessorato alle politiche scolastiche, in collaborazione con IM Servizi. Questo evento, questa settimana di riflessioni sul tema dell'educazione è stato possibile grazie alla collaborazione di molte realtà che citiamo e ringraziamo di cuore, come l'associazione Arising Africans, Alter Evo Società Benefit SRL, il gruppo Alcuni, Percorsi Formativi 06, la Proloco di Vittorio Veneto, Leggiamoli Forte Biblioteca di Vittorio Veneto, la Tenda TV, l'associazione 400 Colpi, l'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto I Lorenzo da Ponte e l'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto II Andrea Zanzotto. Bene, nuovamente buongiorno, stiamo trasmettendo dall'aula magna dell'Istituto Lorenzo da Ponte, sono con noi, anche se non li vedete, graditissimi ospiti, i ragazzi della terza D della scuola secondaria di primo grado, eccoli qua, sorridenti e allegri, e abbiamo altri numerosi ospiti presenti durante tutta la rassegna. Il titolo di questa prima edizione del festival è Io sono come tu mi guardi. Abbiamo scelto questo titolo per porre l'accento sull'importanza del ruolo, della responsabilità degli adulti in termini educativi nei confronti delle nuove generazioni, quindi nei confronti di bambini, bambine, ragazze e ragazzi. Ci teniamo molto a questo tema che farà da filo rosso, da filo conduttore di tutta la rassegna e quindi cominceremo questa mattina con una delle varie sfaccettature di questo tema. Prima di presentare il relatore della giornata, ringraziamo l'amministrazione comunale di Vittorio Veneto, il sindaco Miatto sarà presente questa sera, abbiamo ospiti in sala con noi Stefania Chies, buongiorno Stefania, buongiorno. Responsabile dei servizi alla persona del comune di Vittorio Veneto, e l'assessore alle politiche scolastiche Antonella Caldart, a cui diamo la parola per un saluto. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno ai ragazzi in sala, buongiorno a tutti coloro che oggi sono collegati e nei prossimi giorni saranno collegati con noi tramite i canali social. L'amministrazione comunale, come è appena stato detto, ha fortemente voluto questa prima edizione della settimana per l'educazione dal titolo Educhiamoci, proprio perché pensiamo che sia tempo di dare una particolare attenzione a come noi adulti, noi educatori, amministratori, insegnanti, allenatori, genitori, nonni, tutti coloro che a vario titolo hanno a cuore l'educazione dei bambini, ecco, è ora di dare attenzione e di aiutarci a capire come guardare con l'occhio giusto, con lo sguardo giusto ai nostri ragazzi che sono il nostro presente e anche chiaramente il nostro futuro. Quindi proprio per fare questo e per dimostrare concretamente che questa è la nostra volontà, noi siamo collegati dall'interno di uno dei nostri due istituti comprensivi in modo che i ragazzi siano di fronte a noi e già possano partecipare in diretta a quelle che saranno le indicazioni che ci verranno date dai numerosi esperti durante tutta la settimana. Vittorio Veneto è una città che, come avete visto dal breve video introduttivo, è piena di sorprese, quindi noi abbiamo delle bellissime colline, abbiamo dei bellissimi musei, siamo città d'arte, città della musica. Vogliamo essere anche una comunità educante, quindi vi ringrazio per essere con noi. Sappiamo che nell'arco della settimana avremo veramente centinaia già di prenotazioni di educatori, oltre a tutti i genitori che si collegano dalla Sicilia alla Valle d'Aosta fino al nostro Veneto. Permettetemi di dare il benvenuto in modo particolare a tutti gli educatori, insegnanti e tutti gli altri educatori della mia città. Grazie a tutti voi, buona continuazione di settimana e ci troveremo a fine settimana per tirare un po' le somme di ciò che ci verrà
detto, indicato e di tutti gli stimoli che ci aiuteranno comunque a diventare educatori più consapevoli. Buona giornata a tutti. Grazie mille all'assessore Antonella Caldart. Prima di passare la parola al nostro relatore di oggi, vi ricordiamo che l'intera rassegna è assolutamente gratuita, potete collegarvi tramite Zoom oppure seguire sulla pagina YouTube o Facebook del Comune di Vittorio Veneto le nostre dirette. Molto bene, allora l'incontro di oggi si intitola Il ritiro sociale in adolescenza. Vogliamo osservare questo fenomeno e trattarlo per comprendere bene quali possano essere i ruoli che gli adulti possono rivestire e quale l'utilità da parte degli educatori nell'intercettare questo tipo di malessere e intervenire efficacemente. Per trattare questo tema molto importante abbiamo con noi in collegamento Marco Crepaldi, eccolo, lo vedete, buongiorno Marco Crepaldi, Eccomi. psicologo e fondatore Buongiorno. e fondatore di Hikikomori Italia, che appunto tratterà questo tema. Quindi ora lasceremo la parola a lui per il suo intervento. Ricordiamo a chi fosse interessato a porre delle domande che lo potete fare per iscritto scrivendo nelle nostre chat dei social che vi abbiamo citato prima. Marco Crepaldi, a te la parola. Grazie, innanzitutto grazie per l'invito. Allora, io pensavo di fare una piccola panoramica del fenomeno degli hikikomori, partendo da zero, anche se immagino che qualcuno abbia già sentito nominare, e poi appunto lasciare spazio al dibattito, alle domande, perché è un tema che di solito almeno suscita molto interesse, quindi diciamo, cercherò di fare un piccolo intervento iniziale e poi magari lasciare una seconda parte più per le domande, se ci sono. Come detto, scrivetemele. Allora, sì, io sono uno psicologo sociale, sono laureato alla Bicocca di Milano e proprio durante l'università ho scoperto casualmente questo fenomeno. In realtà non l'ho scoperto all'università, ma l'ho scoperto guardando un anime giapponese, quindi un cartone animato giapponese, e appunto mi sono reso conto che milioni, centinaia di migliaia, se non milioni appunto, di miei coetanei stavano prendendo una scelta particolarmente assurda ai miei occhi, ma allo stesso tempo in qualche modo riuscivo a capire come mai potevano arrivare a quel tipo di scelta estrema. Capire non vuol dire ovviamente giustificare, però potevo in qualche modo intuire quelle che erano le paure. E questa scelta appunto, e poi spiegherò perché chiamo scelta, è quella dell'isolamento sociale. Quindi ho scoperto questo fenomeno appunto guardando questo anime e capendo che c'erano tanti miei coetanei, allora avevo 22 anni, che incominciavano ad abbandonare la scuola, l'università, e non lo facevano perché non riuscivano a studiare, non riuscivano a trovare interesse nello studio, ma lo facevano soprattutto perché non riuscivano ad adattarsi al contesto sociale, non riuscivano a legare con i compagni, non riuscivano a sentirsi parte integrante della società da un punto di vista umano, non da un punto di vista appunto delle conoscenze, delle competenze, del rendimento scolastico, ma proprio da un punto di vista delle relazioni. Questa cosa mi colpì a tal punto che decisi di scrivere la mia tesi di laurea sull'argomento, e scrivendo la tesi, appassionandomi sempre di più al tema, sia da un punto di vista umano, sia da un punto di vista professionale, proprio perché stavo studiando psicologia, ho poi deciso di aprire il sito, il blog personale inizialmente, hikikomoritalia.it, che era appunto nel 2012 un sito che aveva l'intenzione di fare divulgazione su questo tema e soprattutto cercare di capire quanto il fenomeno degli hikikomori, quindi dell'isolamento sociale volontario, fosse diffuso anche nel nostro paese. Ed effettivamente notai come diverse decine di persone, anche magari nei primi mesi, nei primi anni in cui ho aperto questo blog praticamente da zero, si ritrovavano in questo tipo di condizione. Sia ragazzi, soprattutto maschi, poi vedremo anche questo perché, ma anche ragazze, ma soprattutto iniziarono col tempo a scrivermi sempre più i genitori, perché questi ragazzi che si isolavano percepivano la loro condizione come una sorta di scelta e quindi non riuscivano neanche
a trovare la forza o a comprendere il motivo di poter chiedere aiuto. Mentre ovviamente i genitori, vedendo i propri figli abbandonare la scuola, isolarsi nella propria camera da letto, non uscire più dalle quattro mura di casa, iniziavano sicuramente a porsi il problema con maggiore forza e a cercare un aiuto più concreto. Da lì, da quel momento, dalla fondazione del sito, sono passati 9 anni, ed è nata un'associazione nazionale proprio a partire soprattutto dai genitori, dai migliaia di genitori che negli anni ci hanno contattato per chiederci aiuto. Parliamo di migliaia di genitori in tutta Italia accomunati da un fattore, appunto da avere un figlio o una figlia in isolamento sociale, pressoché totale. Quando si parla di hikikomori spesso si parla di un ragazzo, appunto di un giovane che non esce di casa sostanzialmente, che passa tutto il proprio tempo online, sui videogiochi, magari in piattaforme di anche comunicazione come forum, social, eccetera, eccetera, ma appunto trova una fortissima difficoltà a mettere piede fuori di casa ed affrontare le relazioni sia con i coetanei ma anche con gli adulti. Però l'ikikomori ovviamente può essere inteso in senso più ampio, non deve essere per forza inteso come la persona che si isola, ma deve essere inteso, secondo me, come un fenomeno più ampio dove sono inclusi potenzialmente tutte quelle persone che non riescono ad adattarsi, non riescono a trovare in qualche modo il proprio spazio, la propria dimensione all'interno di questo modello sociale e per questo ne sono respinti, per questo si sentono in qualche modo scollati dal tessuto sociale, si sentono in qualche modo non parte integrante di questo tessuto sociale e tendono appunto a prediligere piano piano la strada dell'isolamento. Una strada che inizialmente viene percepita come spontanea, come la soluzione a un proprio problema, a una propria sofferenza, ma con il tempo si trasforma in una gabbia. Quindi facciamo un passo indietro, questa era diciamo una primissima panoramica, ma facciamo un passo indietro. Quando nasce l'ikikomori? Allora, l'ikikomori appunto è un fenomeno che a livello individuale è sempre esistito. Nella storia dell'uomo ci sono sempre state persone che si sono isolate, no? nella propria casa e magari sono state più in difficoltà a legare socialmente. Però in questo periodo storico, soprattutto in alcune società, quelle economicamente più sviluppate, quelle anche più avanzate dal punto di vista tecnologico e sociale, come per esempio il Giappone, parola hikikomori che nasce proprio in Giappone negli anni '80, sembrano essere più predisposte a questo tipo di fenomeno che negli ultimi anni sembra essere esploso a livello di numeri. In Giappone ci sono oltre 1 milione di persone in isolamento sociale certificate dal governo, da uno studio del governo. In Italia non abbiamo degli studi ufficiali purtroppo, anche se stiamo cercando di collaborare con Neuro come associazione per riuscire a fare un sondaggio, però anche in Italia stimiamo che ci siano almeno 100.000 casi. Parliamo di numeri grandissimi e qualcuno di voi si chiederà, beh, ma se sono tutte queste persone isolate, come mai non se ne sente parlare? E questo è il punto proprio chiave, secondo me, perché chi si isola dalla società di solito non ha la forza o non ritiene opportuno chiedere aiuto. E quindi è un problema che chi lo vive spesso non è in grado di riconoscere e non è in grado di portare all'esterno. Però sono tantissimi, le persone isolate sono tantissime e sono sicuro che alcuni di voi, pensando ai propri conoscenti, ai propri, non so, alla propria cerchia, alla propria rete sociale, potrà identificare una persona che può magari potenzialmente vivere in questo tipo di condizione. L'ikikomori appunto è una problematica tipicamente identificata come giovanile. La maggior parte delle persone che si isola e che finisce appunto per decidere, a differenza magari di un isolamento obbligatorio dove non ho la scelta di poter uscire o stare in casa, come per esempio quello degli anziani, no? L'isolamento sociale degli anziani è spesso un isolamento sociale dovuto a cause di forza maggiore, oppure l'isolamento banalmente che abbiamo vissuto nella pandemia, perché abbiamo dovuto rimanere in casa per evitare appunto
di diffondere il contagio. L'isolamento degli hikikomori non è un isolamento che è dettato da cause di forza maggiore, non è un isolamento che dipende da fattori esterni, ma è un isolamento che dipende da fattori interni, psicologici, percepito da chi lo persegue come una scelta personale, anche se ovviamente si tratta di una scelta dovuta a una profonda sofferenza psicologica che, se affrontata adeguatamente, può essere assolutamente superata e in qualche modo può portare a una remissione di questi sintomi di isolamento. Però appunto molti di quelli che si isolano in questo tipo di diciamo dinamiche, quindi abbandono scolastico, abbandono dell'università, abbandono del lavoro e mantenimento di questa condizione di isolamento all'interno della propria casa o all'interno della propria camera da letto nella maggior parte dei casi, e poi approfondiremo anche il rapporto con i genitori, sono appunto soprattutto ragazzi giovani. Parliamo di ragazzi che spesso iniziano questo isolamento intorno ai 15 anni, ragazzi che abbandonano la scuola durante gli ultimi anni delle scuole medie o i primi 2 anni delle scuole superiori e non vi fanno più ritorno. Perché? Perché effettivamente anche la scuola ha le sue responsabilità. La scuola ad oggi non è in grado di affrontare questo fenomeno, gli insegnanti non sono preparati per riconoscerlo, per prevenirlo e neanche per adottare quelli che sono gli strumenti per cercare di riportare questi ragazzi a scuola o quantomeno aiutarli a continuare gli studi nonostante la condizione di isolamento sociale. Ci sono gli strumenti, l'abbiamo visto anche durante il lockdown, potenzialmente ci sono delle modalità che aiutano un ragazzo ad andare avanti a studiare anche se magari non riesce ad andare in classe. Però ecco, purtroppo questo problema, che di solito inizia in questa fascia d'età o al più tardi nella fascia di età post diploma, quindi nel periodo universitario o di ingresso nel mondo lavorativo, non è un problema che per forza di cose rimane circoscritto nel tempo. Cioè molti pensano che l'hikikomori sia il ragazzo giovane che non vuole uscire di casa, che passa molto tempo al computer e che magari appunto preferisce giocare online piuttosto che uscire con gli amici. Non è banalmente quello l'hikikomori, quello può essere potenzialmente una forma embrionale di hikikomori, ma l'hikikomori è una condizione che si autoalimenta e si cronicizza. L'hikikomori arriva molto spesso a non riuscire più, neanche volendolo, ad uscire dalla propria camera da letto, ad uscire dalla propria casa. Perché? Perché magari se inizialmente il suo isolamento è dettato da questa volontà di abbassare l'ansia del giudizio, le pressioni da parte dei compagni, degli insegnanti, dei genitori, da chiunque volete, magari può in qualche modo direttamente o indirettamente, consciamente o inconsciamente mettere delle pressioni sulla realizzazione personale di un ragazzo, quindi sul suo successo sociale, sulla sua capacità magari di risultare bello, brillante, simpatico, intelligente, tutte cose che ovviamente non tutti riescono ad avere, quindi se non riusciamo ad averle possiamo sentirci in difficoltà rispetto agli altri, rispetto alla nostra vita. Se inizialmente appunto questa decisione può essere vista come una risposta fisiologica a questa sofferenza sociale e quindi a un bisogno di maggiore solitudine e a un bisogno di anche legittimo rimanere più per conto proprio, che non è un male ovviamente, stare da soli non è una cosa sbagliata, il problema diventa quando questo tipo di necessità di stare da soli si estremizza a tal punto che non si riesce o non si desidera, non si sente più neanche il desiderio di poter avere un qualsiasi scambio sociale con qualsiasi persona e appunto questa condizione tende a peggiorare nel tempo, col passare del tempo tende a diventare sempre più estrema, sempre più appunto legata a paure, a fobie sociali, ad ansia del fallimento, a sensazioni di essere diversi, sbagliati o anche superiori a volte, e non si riesce più appunto a tornare indietro. Quindi la situazione, la condizione di isolamento si autoalimenta, più sto isolato, più faccio fatica a relazionarmi con gli altri e più faccio fatica a relazionarmi con gli altri, più mi sento in difficoltà a uscire di casa e quindi tenderò a isolarmi. In un processo, in un circolo vizioso che purtroppo porta a un'escalation e a, ripeto, questo è un concetto chiave, a una cronicizzazione che non è detto
che si risolva da sola. Questo è forse il messaggio più importante che va passato, perché capita spesso anche da parte dei genitori, ma soprattutto da parte di chi si isola, che questo isolamento viene sottovalutato all'inizio. Magari si abbandona la scuola o comunque si fa fatica ad andare a scuola, si perde l'anno, però si rimane intimamente convinti che piano piano si possa in qualche modo ritornare, ma senza un aiuto concreto, senza magari delle persone che ci possono dare una mano in questo, molto spesso non capita questo recupero, quindi si perde un secondo anno, si perde un terzo anno e si entra appunto in questo circolo per cui si ha la sensazione ormai di aver perso il treno, si ha la sensazione ormai di essere rimasti tagliati fuori da quello che è il flusso di vita, da quello che è la naturale cadenza dei nostri obiettivi di vita e appunto una sensazione che può venire a questi ragazzi è quella di dire beh, ormai ho perso il treno, ormai ho perso l'anno, ho perso 2 anni, non sono riuscito a prendere il diploma, anche se magari ho 16, 17, 18, 20 anni, 25 anni, sento che ormai la mia vita è irrimediabilmente compromessa, non può più essere recuperata, non può più diventare la vita che io ho idealizzato e che le persone intorno a me hanno idealizzato per me, e quindi la soluzione più ovvia, ma anche più dolorosa ovviamente, è quella di abbandonare, in qualche modo di cedere alla tentazione di rimanere chiusi in camera e rimanere costantemente in una condizione di isolamento. Perché l'isolamento? Perché l'isolamento, come detto, aiuta ad abbattere le pressioni, aiuta a sentirci meno giudicati, perché banalmente se non siamo visti ci sentiamo meno in difetto per le nostre mancanze, ci sentiamo meno giudicati, meno pressati a dover cambiare, a dover essere diversi. Gli occhi degli altri, da tutti noi, ovviamente da alcuni di più e da alcuni di meno, sono percepiti come una fonte di pressione, perché certificano in qualche modo quelle che sono, sentiamo che certificano quelle che sono le nostre mancanze, i nostri difetti. E non è detto che ovviamente la persona ci stia giudicando, anche se effettivamente tutti noi giudichiamo inconsciamente, ed è anche un meccanismo normale, no? Giudicare le altre persone, non per forza negativamente, però farci un'idea sulle altre persone. Però, ecco, per alcune persone questo giudizio, questa immagine di cosa gli altri pensano di noi, non è sostenibile, non è facilmente sostenibile a tal punto da desiderare di fuggirvi, a tal punto da desiderare di ridurre il più possibile, a volte appunto anche in maniera ossessiva, quello che è lo sguardo altrui. Infatti gli hikikomori non si isolano solamente dai coetanei, dai compagni di classe, da cui magari subiscono bullismo, da cui magari anche talvolta vengono vessati, vengono derisi, perché più deboli, caratterialmente più fragili, perché diversi, per qualsiasi motivo. In fondo il diverso nella nostra società è sempre un po' preso di mira, che sia un diverso per purtroppo magari altre condizioni che non sono neanche sotto il controllo dell'individuo, come può essere l'etnia, come può essere l'orientamento sessuale, e talvolta il diverso viene purtroppo preso di mira anche per il proprio carattere, cioè il diverso nel senso il lontano da quello che è il modello sociale di riferimento, quello che dovrebbe essere la persona ideale, no? Sia caratterialmente, sia fisicamente, sia a livello anche di risultati. Che è un modello, tra l'altro, che si sta sempre più innalzando, che sta sempre più diventando difficile da raggiungere, anche a causa dei social network. I social network hanno sicuramente un ruolo in questo tipo di fenomeno, quantomeno nell'accelerazione della diffusione dei numeri dell'isolamento sociale, perché se è vero che il fenomeno inizia nell'era pre-digitale, in Giappone inizia già negli anni '80, quindi parliamo di un fenomeno che non ha nella esplosione di internet una causa diretta, ha sicuramente però un incentivo, perché ovviamente internet porta le persone magari a preferire quel mondo rispetto magari a un mondo esterno che ha ovviamente delle caratteristiche diverse, sicuramente in parte altamente apprezzabili, per esempio grazie a internet siamo qui oggi, però ha sicuramente anche dei rischi che vanno anche gestiti. Ma soprattutto i social network hanno un ruolo, secondo me, preponderante perché aumentano inevitabilmente il confronto sociale. Non so se ne avete sentito parlare, ma negli ultimi giorni si è discusso molto anche del fatto che Facebook avesse, insomma, sotto mano dei dati che certificassero come i social network aumentino l'ansia
nei giovani che utilizzano Instagram, che utilizzano altri social, e ci si potrebbe chiedere perché questi social network aumentano l'ansia, no? Tra l'altro Facebook non ha scoperto niente, perché ci sono tantissimi studi scientifici che già hanno individuato una connessione tra utilizzo di social network e un aumento dei disturbi ansiosi e depressivi. Perché i social network aumentano l'ansia e la depressione? Ci sono tanti motivi, però quello più impattante e quello che ci interessa anche noi in relazione al fenomeno degli hikikomori è legato al confronto sociale. I social network hanno esasperato, aumentato all'inverosimile rispetto in passato, il confronto tra le persone. Anche in passato le persone si confrontavano, e tutt'oggi il confronto più difficile da sostenere è quello offline, quindi quello con persone a noi limitrofe, quindi compagni di classe, coetanei in generale. Però con i social ovviamente questo confronto è aumentato anche di raggio, no? Quindi se prima ci confrontavamo solo con le persone a noi più vicine, adesso ci confrontiamo con persone magari in tutta Italia, potenzialmente in tutto il mondo. E, secondo meccanismo fondamentale dei social, i social filtrano la nostra parte migliore, la nostra porzione di vita migliore, selezioniamo le foto per risultare i più belli possibili, i più simpatici possibili, i più interessanti possibili, e questo crea una percezione fittizia della vita degli altri. Una percezione dove le vite degli altri sono tendenzialmente più positive delle nostre, sono mediamente persone più belle di noi, sono mediamente persone più di successo di noi, con la conseguenza che questa percezione aumenta il nostro senso di fallimento, aumenta la nostra sensazione di essere in difficoltà, di essere in difetto rispetto agli altri. E appunto, essendo il fenomeno dei hikikomori un fenomeno strettamente collegato all'ansia di non essere all'altezza o comunque di essere diversi rispetto agli altri, è evidente come l'esplosione dei social network e l'aumento dell'isolamento sociale siano fortemente correlati. Però ovviamente non c'è solo i social network come causa degli hikikomori, ci sono anche delle cause ovviamente macrosociali ancora più forse rilevanti, come per esempio il fatto che l'hikikomori esiste solo in quei paesi economicamente sviluppati, cioè in quei paesi dove le persone non hanno necessità strettamente di lavorare per poter sopravvivere. È ovvio che in una società dove anche in un'età super giovane, se non lavori probabilmente non mangi, il fenomeno dei hikikomori non esiste, oppure in società dove si vive in tante persone all'interno di spazi molto piccoli, magari in società dove c'è un alto tasso di natalità, dove c'è una socialità molto legata agli spazi aperti, molto legata all'esterno rispetto che all'interno. In società come le nostre, dove si fanno sempre meno figli, dove c'è sempre più una ricchezza pro capite più alta, quindi dove non c'è magari una certa necessità di lavorare per poter sopravvivere banalmente, per avere un tetto sopra la testa, soprattutto per i più giovani ovviamente, per chi è ancora a carico della famiglia. È ovvio che la tentazione, soprattutto se si vive una forte difficoltà sociale, di poter approfittare di questo vantaggio aumenta. È ovvio che l'hikikomori appunto è presente quasi esclusivamente o soprattutto nelle società più ricche, come per esempio il Giappone, che è la società che ha più hikikomori del mondo. Quindi c'è anche questo fattore. Però evidentemente gli hikikomori non se la vivono bene nella maggior parte dei casi, anzi direi quasi mai, perché appunto il loro isolamento non è semplicemente una situazione di comodo, nel senso che non è qualcosa che si godono veramente, ma è qualcosa che anzi, man mano che passa il tempo, vivono sempre più come una sofferenza, come una grandissima sensazione di fallimento e di sconfitta anche. Quindi è evidente che questi ragazzi, queste ragazze non riescono spesso ad accettare di avere un problema e non riescono a chiedere aiuto. Abbiamo detto che gli hikikomori sono appunto soprattutto giovani, però, attenzione, lo ribadisco, essendo il problema tendente alla cronicizzazione, può durare potenzialmente tutta la vita, e questa cosa non va sottovalutata, perché in Giappone, per esempio, ci sono hikikomori di 40-50 anni e non sono affatto pochi, anzi. Quindi se non si interviene, se si lascia il problema andare alla deriva, può durare potenzialmente tutta la vita, con ovviamente delle conseguenze devastanti, sia per l'individuo, sia per la famiglia, sia per lo Stato.
che si troverà ad avere milioni di persone inattive, come nel caso del Giappone. Quindi sono soprattutto giovani, sono soprattutto di famiglie benestanti, quindi di famiglie che tutto sommato possono permettersi di mantenere un figlio in isolamento nonostante appunto non lavori, quindi non contribuisca attivamente al suo sostentamento, e sono spesso maschi. Allora, ovviamente non sono solo maschi, si parla di un 70-80%, che è però una percentuale che ci fa capire come il genere dell'individuo sia altamente influenzante rispetto al fenomeno, perché se il fenomeno avesse un 55%, un 60%, si potrebbe anche pensare che sia o un errore di misurazione o un errore di indagine campionaria o una casualità statistica addirittura. Se però parliamo di un 70-80%, in alcuni casi nella nostra associazione siamo arrivati anche al 90% quasi di maschi isolati rispetto alle donne, è ovvio che c'è un qualche tipo di influenza anche del ruolo di genere maschile. E quando parlo di ruolo di genere, attenzione, parlo del modello a cui noi dobbiamo aderire in questa società, a cui siamo pressati ad aderire, ovviamente non siamo costretti, ma più ce ne discostiamo, più sentiamo pressioni in tal senso, a seconda che siamo maschi, siamo percepiti come uomini o donne. Quindi, diciamo, quello che dovremmo fare perché siamo uomini e quello che dovremmo fare secondo la società perché siamo donne. Ovviamente questo è un discorso molto spesso legato alla cultura, non a delle vere differenze biologiche, ma questa pressione c'è e ci influenza enormemente. E nel caso degli uomini sembra che questo tipo di ruolo di genere porti maggiormente alla scelta dell'isolamento. Perché qua è un discorso molto complesso, poi se vi interessa magari l'approfondiamo anche secondo delle domande, io butto un po' di temi, poi lascio a voi la possibilità di decidere su quale volete soffermarvi, però gli uomini sembrano avere maggiori difficoltà ad esprimere le proprie emozioni, proprio perché il ruolo di genere disincentiva nel maschio una espressività emotiva, e questa minore espressività emotiva riduce anche la capacità di creare una rete sociale, di creare delle relazioni intime. Attenzione, magari gli uomini sono anche più portati a creare delle relazioni per certi versi con il gruppo, no? Il gruppo dei pari, però sono spesso relazioni che magari rimangono a un livello superficiale, a cui non si riesce ad andare in un livello molto intimo, dove si riesce a confessare i propri problemi, le proprie sofferenze, dove si riesce a trovare aiuto, sostegno nel momento in cui si ha una difficoltà dal punto di vista psicologico, perché ci si vergogna, perché viene insegnato che gli uomini non devono fare gli uomini, quindi devono in qualche modo tenersi tutto dentro, devono resistere, e questo porta spesso a un'implosione che aumenta questa sensazione di disagio e non le permette di trovare sfogo con nessuno. Quindi si tengono tutto dentro, spesso il maschio, ovviamente capita anche nella donna, ma statisticamente in questo caso più spesso nel maschio, e questa difficoltà di esternazione delle proprie emozioni porta appunto a un irrigidimento, anche un grande cinismo nei confronti della società, che viene percepita come sbagliata, come malata. Hikikomori percepisce di non volere avere niente a che fare con la società, perché percepisce che la società è qualcosa di non funzionante, di non piacevole, e quindi sviluppa questa visione molto negativa della società, a partire da una visione molto negativa delle relazioni. È ovvio che l'Hikikomori sviluppa un'idea delle relazioni sociali molto negativa anche in questo senso. Perché? Perché vive magari bullismo, perché vive sensazione di difficoltà, di giudizio, perché appunto si sente diverso, e quindi non trovando piacere nelle relazioni sociali, non trovando piacere nei contesti sociali, preferisce rimanere da solo, innescando poi quel processo di escalation, quel circolo vizioso che lo porta a rimanere sempre più solo e sempre più distaccato da tutti, fino a sviluppare delle vere e proprie patologie. Perché se è vero che in una fase iniziale l'Hikikomori potrebbe anche non essere una vera e propria patologia, ma semplicemente una difficoltà adattiva, una difficoltà di adattamento sociale, quindi una difficoltà relazionale, tutto sommato anche fisiologica per certi tipi di carattere e durante l'adolescenza, il problema è quando tende appunto a estremizzarsi, innescando dei pensieri disadattivi come la società fa schifo, gli altri sono tutti cattivi, non voglio averci niente a che fare, appunto innescando un processo di separazione dalla società sempre più estremo, dove
si innescano sempre di più disturbi legati all'ansia, alla depressione, alla dipendenza da internet, disturbi legati anche magari a delle dipendenze come quella da porno, quindi insomma tutta una serie di patologie che si innescano e diventano in qualche modo rafforzanti dello stato di isolamento. Quindi, vabbè, il tema, ripeto, della differenza di genere può essere approfondito, però sono soprattutto maschi. E un altro tema che può essere interessante a livello appunto di identikit di quello che può essere l'ikikomori tipo è legato anche all'estrazione familiare. Spesso i hikikomori non sono per forza figli di famiglie, non so, indigenti, che hanno difficoltà economiche, che gli hikikomori spesso sono identificati come ragazzi che non ricevono una buona educazione, no? Ma una buona educazione nel senso più culturale del termine, ovvero genitori che non se ne preoccupano, che abbandonano i figli se stessi. Molti genitori dell'associazione ricevono l'accusa, anche mediaticamente, di essere troppo lascivi, di permettere al figlio di isolarsi, di abbandonare la scuola senza che si faccia niente, sostanzialmente facendolo fare, assecondandolo, quando in realtà questo è forse il più grande falso mito sugli hikikomori, perché al contrario gli hikikomori hanno genitori spesso molto, molto ansiosi, molto pressanti, molto normativi, e questa anche grande ansia, questa a volte iperprotezione genitoriale, porta appunto il ragazzo a non avere la capacità di diventare indipendente, a non essere in grado di separarsi dai genitori e cominciare piano piano ad avere una propria autonomia, sia dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista mentale, perché l'autonomia economica è una conseguenza di solito di un'autonomia psicologica. Secondo alcuni, per esempio lo psichiatra Tamaki Saito, giapponese, che fu tra i primi a studiare l'ikikomori, secondo alcuni l'ikikomori è addirittura una sorta di adolescenza senza fine, cioè una incapacità dell'individuo di evolvere da uno stato di infantilità a uno stato di adultezza. L'adolescenza non è altro che la fase intermedia, no? La fase dell'infantilità, dell'infanzia, cioè la fase dove siamo dipendenti dai genitori in tutto e per tutto, e la fase dell'adultezza, cioè quando diventiamo adulti, cosa significa? Che diventiamo indipendenti dai nostri genitori, siamo in grado di essere autosufficienti. In mezzo a questi due stati dell'individuo c'è l'adolescenza, che è sempre stata interpretata anche culturalmente come una fase anagrafica, no? Quindi l'adolescenza inizia tra i 10, i 12, i 13 anni, dipende, a volte anche prima, a volte dopo, e finisce intorno ai 18 anni, intorno alla maggiore età, quando si presuppone che il ragazzo sia sostanzialmente adulto e quindi in grado di cavarsela da solo. Il problema è che dal punto di vista psicologico l'adolescenza non è affatto una fase anagrafica, ma è uno step evolutivo, cioè è qualcosa che l'individuo deve fare, devi switchare tra la condizione di dipendenza dai genitori alla condizione di indipendenza. E questa cosa, questo switch, questo cambio di mentalità non è automatico e ci possono essere delle condizioni ambientali anche legate all'educazione genitoriale che disincentivano questo tipo di passaggio evolutivo. E quindi appunto il ragazzo non riesce a emanciparsi, rimane molto dipendente dai genitori, nonostante spesso gli hikikomori abbiano un rapporto molto conflittuale con la famiglia, molto litigioso, perché la famiglia magari appunto non comprende la condizione, attua dei comportamenti molto pressanti che non fanno altro che esacerbare la sua difficoltà, e appunto questo tipo di scontro non fa altro che allontanare il figlio dai genitori, aumentare l'isolamento anche all'interno dell'abitazione, perché purtroppo l'ikikomori non si isola solo dalla società, ma si isola spesso anche dai genitori. Perché? Perché i genitori appunto possono diventare una fonte di pressione sociale al pari di quella che rappresentano i coetanei, banalmente. E quindi l'ikikomori si trova solo anche all'interno della casa, non si sente compreso dai genitori, non si sente capito da nessuno, si sente appunto psicologicamente solo, che è diverso, attenzione, è diverso da fisicamente solo. La solitudine fisica è una solitudine dettata dall'assenza di persone intorno a noi.
che è quella che magari viviamo quando siamo isolati per il lockdown o per altre situazioni. La solitudine psicologica prescinde dalla vicinanza di persone, la solitudine psicologica è una condizione di solitudine dettata dalla nostra percezione intima che non ci sia nessuno in grado di comprenderci, che non ci sia nessuno in grado di accettarci per quello che siamo. E dunque, se io mi sento incompreso e non accettato per quello che sono, per la mia personalità, per il mio modo di essere, per la mia figura anche estetica, tenderò appunto a voler stare da solo, tenderò a voler in qualche modo, non voler stare da solo, ma sentirmi solo e quindi ad avere magari anche paura di cercare di relazionarmi con l'esterno. Quindi ecco, la famiglia ovviamente ha un ruolo importante, i genitori hanno un ruolo fondamentale, però appunto non dobbiamo fare l'errore di pensare che i genitori di Hikikomori siano genitori che consentono al ragazzo di fare quello che vuole. Anzi, molto spesso i genitori degli Hikikomori provano anche ad usare la coercizione, quindi misure anche violente talvolta. Spesso ci si mette le mani addosso, spesso i genitori cercano di staccare internet pensando che sia quella la causa dell'isolamento del figlio. In realtà, come detto, internet e i videogiochi sono una conseguenza dell'isolamento più che una causa, cioè il ragazzo si isola per difficoltà adattive, per difficoltà relazionali, per ansia del giudizio sociale e finisce poi nel suo isolamento per abusare di internet e dei videogiochi, ma come strumento anche di evasione da una società, da una difficoltà che prescinde dai videogiochi, che è a priori rispetto ai videogiochi. Ed è ovvio che però quando si sta molto tempo da soli e si ha magari una predisposizione ai videogiochi, all'utilizzo di internet, è ovvio che si tende ad abusarne e a volte effettivamente anche sviluppare dipendenza. Però non bisogna commettere l'errore di pensare che l'Hikikomori, una volta privato di internet, con le buone e con le cattive, in realtà con le cattive, anche se fosse dipendenza da internet nuda e cruda e non Hikikomori, non risolverebbe nulla, perché nessuna dipendenza si può risolvere sottraendo e basta la sostanza di dipendenza, in questo caso l'oggetto di dipendenza, dalla persona che ne è affetta. Però anche qualora appunto si fosse innescata una dipendenza da videogiochi, da internet, nell'Hikikomori, curando solamente quella dipendenza non si va a risolvere il problema a monte, cioè il problema di adattamento sociale, di capacità di integrarsi all'interno della società. Basta, questa è una panoramica, quindi come avete visto l'Hikikomori è un problema che riguarda soprattutto i giovani, i maschi, riguarda soprattutto le società ricche o comunque benestanti, tutto sommato. È un problema che ha diverse concause, sia macrosociali, quindi per esempio la diffusione dei social, l'aumento magari appunto del reddito pro capite, ma anche cause individuali come la debolezza caratteriale, la diversità in generale caratteriale rispetto agli altri, la difficoltà di reggere il giudizio, la difficoltà di integrarsi a livello relazionale e anche cause legate magari alla famiglia, quindi a dei genitori iperprotettivi o magari che non sono in grado di trasmettere un senso di indipendenza al figlio, oppure anche la scuola che ha un ruolo sicuramente dal punto di vista preventivo. Basta, lascio spazio alle domande. Grazie Marco Crepaldi. Non siamo entrati perché in realtà i moltissimi stimoli che tu hai portato hanno acceso una serie di scambi qui con Stefania Chies. Ci sono sorte numerose domande e numerosi agganci con il tema naturalmente del nostro Festival dell'Educazione. Quindi io lascio subito la parola a Stefania Chies per un commento, una domanda, alcuni li farò anch'io e forse poi abbiamo anche una sorpresa dalla sala perché ci sono i ragazzi della terza D che erano molto attenti a quanto stavi dicendo e che probabilmente avranno a loro volta il desiderio di porre delle questioni da diretti interessati di questa fascia d'età. E quindi lascio subito la parola a Stefania Chies per una domanda. Allora, grazie professor Crepaldi. Mi ha molto colpito la sua riflessione, la sua lettura del fenomeno. Mi ritrovo molto nelle cose che lei dice perché occupandomi di persone fragili ma anche di giovani in difficoltà,
sempre più spesso ci imbattiamo in ragazzi, in adolescenti che hanno queste caratteristiche o comunque quello di cui lei ha parlato fa sì che possano essere incasellati in questo disagio, direi, in questo fenomeno che lei ha ben rappresentato. Questo mi fa anche pensare quanto sia importante il ruolo della società, ma soprattutto degli educatori, non solo della famiglia, di tutti quelli che si occupano appunto di aiutare questi giovani a fiorire, a crescere, a diventare degli adulti. Per questo motivo vorrei da lei proprio un maggiore approfondimento, mi aiuti e ci aiuti un po' a capire quale potrebbe essere la chiave o una delle chiavi per entrare in contatto con questi giovani, con questi ragazzi. Sì, il ruolo dell'educatore, degli educatori è fondamentale, perché appunto l'educatore ha questo compito arduo di trasmettere dei valori, delle competenze che poi siano utili a riuscire a integrarsi anche nella società. E entrare in contatto con questi ragazzi è veramente difficile. Ovviamente tanto dipende dal grado di isolamento. Ci sono ovviamente ragazzi che sono anche ben disposti a entrare in contatto con educatori, con persone affini o comunque i genitori e ragazzi che non ne vogliono sapere. In alcuni casi noi abbiamo usato l'intervento domiciliare, cioè siamo andati a casa proprio con degli educatori formati, magari da me o da altri psicologi, e abbiamo cercato di creare dei contatti a domicilio, talvolta con successo, talvolta ricevendo una porta chiusa. Io credo che il ruolo dell'educatore sia fondamentale appunto per colmare a volte quelli che sono i gap educativi dei genitori o comunque per diventare una figura che possa essere di supporto ai genitori. Però nel momento in cui il ragazzo non ne vuole sapere perché la situazione è molto compromessa, è molto, il conflitto familiare è molto ampio, oppure il ragazzo non vuole in nessun modo riconoscere il proprio problema, secondo me l'unico modo è lavorare indirettamente sui genitori, cioè fare un lavoro sui genitori per cercare di trasmettere loro quelli che possono essere i comportamenti, quelli che possono essere le attitudini da tenere nei confronti del ragazzo, per ricostituire l'alleanza genitore-figlio. Cioè il primo obiettivo è ricostituire l'alleanza genitore-figlio, cioè far sì che il figlio e il genitore si riprendano a percepire, soprattutto dal lato del figlio, come degli alleati, come due persone che stanno in qualche modo lottando insieme per raggiungere lo stesso obiettivo. Se il figlio percepisce che il genitore non solo non comprende la propria situazione, ma è parte integrante di quella società che lui rifiuta, allora è ovvio che qualunque intervento diretto sul figlio, bypassando la famiglia, può risultare assolutamente vano, perché poi alla fine, essendo il figlio che vive in quella casa e non ha la possibilità di andarsene, è ovvio che il rapporto con i genitori sarà fondamentale per la sua uscita. Un'altra domanda che vorrei porle è quella se è possibile parlare di prevenzione, cioè come possiamo noi, genitori, noi educatori, evitare che la cosa si realizzi, che un ragazzo si richiuda in se stesso, che un ragazzo decida di non aprirsi più al mondo. Come possiamo, quali strategie possiamo adottare? Questo è il tema più importante. La prevenzione credo che sia l'arma principale che abbiamo con le chicomori, proprio per questo meccanismo di cronicizzazione, che più il tempo passa e più l'intervento diventa complesso. Quindi la prima cosa è formarsi in modo da riconoscere quelli che possono essere i segnali di un potenziale isolamento, di un potenziale abbandono scolastico, formarsi gli insegnanti, formarsi i genitori, formarsi chiunque, in modo da cogliere appunto i segnali e distinguerli da quelli che possono essere segnali fisiologici dell'adolescenza, perché alcune cose si sovrappongono e a volte si confondono, e appunto non sottovalutare questi segnali, cioè non pensare che il ragazzo sta facendo solo un periodo da solo, ma poi ne uscirà. Se vediamo che il ragazzo comincia ad abbandonare tutte le attività extrascolastiche, cioè quindi continua ad andare a scuola ma comunque non esce più in nessun modo, rimane per il resto sempre in casa, sempre chiuso, non c'è comunicazione con i genitori, il ragazzo non si sente in grado di potersi confidare con i genitori, cosa molto comune purtroppo ma anche molto triste. E allora lì sono dei campanelli d'allarme che dovrebbero accendere sia negli insegnanti, sia nei genitori, sia in tutti gli altri professionisti, la necessità di un intervento che non aspetti il crollo psicologico, perché quando il ragazzo abbandona la scuola spesso è perché arriva a una sorta di burnout, a una sorta di
di crollo nervoso, per cui a quel punto l'intervento è molto complesso, perché parliamo di un ragazzo che è molto scottato, molto negativo nei confronti delle relazioni, perché quella sofferenza si è protratta per anni, verosimilmente. E se quindi per anni non si è fatto nulla, è ovvio che intervenire in quel momento è molto complesso. Quindi la prevenzione deve partire dal capire quali sono i campanelli d'allarme e iniziare a lavorare sulla comunicazione genitori e figli, sul supporto psicologico del ragazzo, delle sue sofferenze, sull'ansia del giudizio, sulla sensazione di essere sbagliato, prima che si arrivi a una condizione di rottura e quindi spesso di chiusura totale nei confronti della società. Grazie anche per questa risposta che ci aiuterà sicuramente a tenere viva l'attenzione sui ragazzi e penso soprattutto sui bambini, i giovani e adolescenti. Quello che mi fa riflettere, l'ultima riflessione che vorrei condividere con lei, è quella appunto dello sguardo. Come i giovani, cioè tutto questo sembra che abbia origine anche da una lettura reciproca, forse sbagliata o pregiudizievole anche. I giovani si sentono esclusi, lei diceva, i giovani si sentono osservati, i giovani non vogliono più condividere, però anche l'adulto deve saper guardare, deve saper aprire il suo sguardo verso questi giovani. Quindi l'importanza anche di tenere un canale aperto, emotivo. Quindi anche qui chiederei a lei un attimo di aiutarci ad approfondire. Penso che in questo momento ci siano molti insegnanti collegati o lo saranno comunque nei prossimi giorni. Un insegnante come deve poi saper gestire un ragazzo particolare in una classe oppure un allenatore in una squadra, come può il suo sguardo essere di aiuto, carezzevole, anziché uno sguardo di giudizio escludente? Sì, qua ci sono un po' di temi insomma, che potrebbero essere approfonditi. Il primo è la difficoltà di comunicazione tra genitori e figli, che è dovuta soprattutto anche in questo caso alla diversità di mondi frequentati. I genitori e i figli sono sempre stati in difficoltà nel comunicare, banalmente perché nascono in due periodi storici diversi e quindi hanno modi di vedere la realtà in modo diverso, no? Quindi è difficile magari trovare dei punti di contatto, ma questa generazione di genitori e figli è quella probabilmente più distante della storia dell'uomo, perché in mezzo sono esplose le nuove tecnologie. Quindi genitori e figli vivono spesso due mondi completamente diversi. I genitori non hanno idea di cosa facciano i figli online, di chi guardino, di che modelli abbiano, di che persone frequentino e spesso non sanno neanche il linguaggio per parlare ai figli. Quindi non si capiscono, non riescono a parlarsi e questo crea ovviamente un grande problema di comunicazione che porta poi a conflittualità, che porta poi alla sensazione di non essere compresi, di non essere vicendevolmente, perché poi anche i genitori soffrono questa condizione ovviamente perché non riescono a capire come aiutare il figlio, si sentono molto impotenti. E quindi bisogna riuscire da parte di entrambi a fare un passo avanti, ovviamente i genitori essendo adulti dovrebbero farne di più per cercare di trovare un punto di contatto, di comunicazione che non sia giudicante ma che sia finalizzato alla comprensione. E poi per quanto riguarda la domanda sugli insegnanti, qua secondo me il tema è legato molto al bullismo o comunque alla difficoltà di integrazione dei ragazzi. Allora, in ogni classe ci sono i ragazzi più estroversi, quelli magari che sono più casinisti, che spesso sono quelli che attirano più l'attenzione degli insegnanti per forza di cose, perché devono in qualche modo essere tenuti a bada, perché... Però ci sono sempre anche dei ragazzi più fragili, più timidi, più introversi, quelli che magari non si alzano all'intervallo quando suona la campanella, quelli che magari parlano meno, quelli che magari rimangono per conto proprio, quelli che magari non intervengono mai perché hanno paura e vergogna di alzare la mano. Quei ragazzi sono quelli più fragili, magari più insicuri, più ansiosi e sono quelli su cui bisogna avere un'attenzione che non significa coccolarli, ma significa tutelarli perché anch'essi ovviamente, pur essendo magari più fragili degli altri, hanno diritto ad un ambiente di classe che sia in qualche modo accogliente rispetto alle loro diversità. Ovviamente l'insegnante non può far tutto e non è facile, questa credo che sia una delle cose più difficili, mettere insieme persone con caratteristiche molto diverse caratterialmente. Però l'obiettivo dovrebbe essere quello, cioè
cercare di tutelare anche le minoranze caratteriali o comunque le persone che hanno un carattere tendenzialmente più fragile e rischiano di essere soverchiate. Certo, grazie mille a Stefania per queste domande e a Marco Crepaldi per la risposta, che in parte contribuisce a dare soddisfazione anche ai ragazzi che sono presenti in sala, perché come ho detto prima abbiamo avuto una piacevole sorpresa, perché ci è arrivato un foglio con molte domande da parte loro e appunto alcuni di loro chiedevano appunto se anche le vessazioni, le prese in giro da parte dei compagni possano contribuire a rinforzare questi fenomeni di isolamento fino poi al ritiro sociale che tu hai descritto. Quindi in parte hai già risposto. Un altro stimolo molto interessante che viene dai ragazzi è proprio dal loro punto di vista, ma come facciamo ad accorgerci noi eventualmente di aver intrapreso la china che ci fa scivolare in difficoltà di questo tipo. Siccome il nostro festival è rivolto non solo a educatori, insegnanti, allenatori, quindi non solo al mondo adulto, ma avremo molti appuntamenti anche con i ragazzi, per i ragazzi e con i bambini, la richiesta per Marco Crepaldi è appunto di parlare direttamente con loro, come possono accorgersi ed eventualmente cosa possono fare per chiedere aiuto e per uscire da queste fasi di fatica che poi, come abbiamo visto, possono tradursi anche in malesseri e perfino nella sindrome. Secondo me in quest'ultimo periodo di pandemia, che ha un po' avuto, anzi direi molto, ha avuto un effetto negativo sui numeri, secondo me la pandemia ha aumentato l'incidenza del fenomeno, però da questo punto di vista potrebbe tornare utile a una persona per aumentare la propria consapevolezza sull'eventuale predisposizione all'ikikomori. Poi appunto non è una diagnosi, quindi parliamo di una condizione, di un disagio, come è stato giustamente detto. Per esempio, io so che molte persone durante il lockdown sono state meglio. Su questo dovremmo fare una riflessione. Io addirittura ho fatto un sondaggio all'interno della mia community su Kikomori Italia, ovviamente dove ci sono soprattutto ragazzi che magari hanno questo tipo di difficoltà, quindi è un campione non rappresentativo di tutta la società, però molti mi hanno detto che durante il lockdown, cioè durante anche il periodo in cui non si poteva uscire, hanno percepito un migliore benessere psicologico. Allora, se in una condizione in cui io non posso uscire, sono obbligato a stare in casa, sto meglio, mi devo domandare perché. Perché effettivamente c'è, secondo me, in quella sensazione un campanello d'allarme. Perché significa che io soffro la società, significa che io traggo più dispiacere, più sofferenze dallo stare con gli altri rispetto che quelli che sono i benefici. Quindi, ovviamente per tutti noi la socialità è in qualche modo una pressione, ovviamente anche per i più estroversi può essere talvolta qualcosa di negativo, però ovviamente chi è più introverso può percepire nello stare con gli altri una sofferenza maggiore, una difficoltà maggiore. E questa sofferenza, ripeto, entro certi limiti può essere considerabile fisiologica. Quando non lo diventa più? Quando diventa qualcosa di cui preoccuparsi? Quando vediamo che si sta piano piano estremizzando e non riusciamo più a avere il controllo su di essa, cioè ci troviamo a passare molto tempo da soli, sentendo magari un aumento della nostra ansia, un calo del nostro umore in modo continuativo e sentiamo che ogni volta che siamo con gli altri percepiamo ansia, percepiamo paura del giudizio, percepiamo disagio, quindi situazioni di forte, più o meno forte malessere. Ecco, questo è evidentemente un campanello che non siamo in quel momento, non è una colpa, può essere anche, ripeto, una predisposizione, ma va affrontata prima che peggiori. Non siamo in grado di non abbiamo sviluppato ancora quegli strumenti per poter trarre ciò che c'è di positivo nella socialità e tendiamo ad sovrastimare la protezione che ci dà la socialità. Quindi tendiamo a preferire in modo molto ossessivo, talvolta anche in modo morboso, lo stare da soli. E ripeto, stare da soli non è sbagliato, però se diventa qualcosa per cui non riusciamo a volte nemmeno quando lo vogliamo a cambiare come status e diventa qualcosa di molto continuativo, per cui alla fine sto sempre meglio quando sto da solo e sto sempre meno bene quando sto con gli altri, allora probabilmente c'è qualcosa che non funziona e che andrebbe affrontato. Certo, quindi la consapevolezza in qualche modo di
un fenomeno interiore che si sta estremizzando. E con questo si aggancia anche una domanda che ci arriva da Facebook, da Nives, che ci chiede appunto se, parlando del contributo che gli adulti possono dare, è utile quanto l'intelligenza emotiva, l'educazione all'intelligenza emotiva già dalla infanzia. Ecco, perché tu hai parlato giustamente di come un ragazzo, per rispondere anche ai ragazzi in sala, può fare per rendersi conto. Ecco, l'educazione all'intelligenza emotiva può essere una strada della prevenzione, un'attenzione che gli adulti possono avere? Assolutamente sì, diciamo che per me l'intelligenza emotiva dovrebbe essere una materia obbligatoria, però capisco che è difficile spesso perché gli adulti stessi non hanno avuto un'adeguata educazione all'intelligenza emotiva, quindi è una catena sociale che si autoalimenta. Bisogna trovare persone che sono in qualche modo esperte di questo tema, che possano lavorare appunto, cosa si intende per competenza emotiva? Sulla consapevolezza di quelle che sono le proprie emozioni, quindi capire che cosa si sta provando, capire quando e come esprimerle, quindi in quali contesti esprimerle, in che modalità, con che frequenza, insomma avere il controllo delle proprie emozioni, del proprio stato emotivo e non avere né un'eccessiva emotività né un'eccessiva soppressione dell'emotività che, come detto nel caso soprattutto del ruolo di genere maschile, è qualcosa che ci viene prescritto dalla società. Fin da piccoli magari gli uomini si sentono dire fai l'uomo, non piangere, che sono tutti messaggi di soppressione della propria emotività, che poi porta appunto a una maggiore difficoltà relazionale e a una conseguente incapacità di creare una rete sociale che è fondamentale appunto per riuscire a non isolarsi. Dunque è ovvio che la competenza emotiva sia un fattore chiave. Certo, e quindi oltre a questa la rete sociale, le relazioni. Un altro accento molto interessante era appunto quello sulle competenze degli adulti, perché un commento che facevamo prima anche con Stefania riguarda il fatto che per esempio l'associazione che tu hai fondato è rivolta soprattutto al sostegno delle figure adulte che hanno poi a che fare con questo problema giovanile in casa. Ecco, questo è molto interessante perché pone l'accento sulla necessità anche da parte di noi adulti di saper chiedere aiuto, di fare rete, di riuscire ad accedere a dei servizi e degli aiuti che poi si traducano in competenze e centratura per noi per poter aiutare i ragazzi che soffrono. Ecco, quindi vorremmo un commento da parte tua anche su questo aspetto, cioè sull'importanza che l'adulto guardi se stesso e le proprie fragilità e le proprie fatiche e che chieda aiuto. Sì, questo è fondamentale. Io vorrei che l'hikikomori non fosse interpretato come un problema solo dei ragazzi. Cioè, l'hikikomori è un problema sicuramente del ragazzo, ma è un problema sociale, un problema legato anche a una difficoltà genitoriale. Per esempio, noi abbiamo gruppi per genitori in tutta Italia che vengono seguiti da degli psicologi dell'associazione e che fanno proprio, oltre che automutuo aiuto, cercano di capire come rapportarsi con questi ragazzi, cercano di colmare magari delle lacune che tutti noi abbiamo e anzi chi si dimostra disponibile e flessibile a interpretare il problema dell'hikikomori in maniera sistemica, quindi a mettersi anche in discussione come parte del problema, ovviamente non solo come unico responsabile, ma come parte, come influente sul problema, sono quei genitori che poi alla lunga riescono ad avere i migliori risultati e talvolta anche avere una remissione quasi completa dello stato di isolamento del figlio. Ovviamente il lavoro va fatto soprattutto dal lato figlio, però la scuola e i genitori hanno una responsabilità fondamentale e devono essere i primi a mettersi in discussione, a capire cosa può provocare dei propri comportamenti, cosa può alimentare, cosa può favorire tra i propri comportamenti quel tipo di comportamento nel figlio e aiutarsi a vicenda o farsi aiutare, perché senza questa disponibilità, questa flessibilità, è veramente difficile riuscire ad aiutare un ragazzo. Bene, grazie mille. Adesso cerchiamo di dare voce anche agli spettatori che ci inviano tramite i social le loro domande, le abbiamo qui. Ecco, per esempio c'è qualcuno che chiede quanto sia, per esempio, utile abbinare al lavoro psicologico anche il lavoro educativo. Quindi non solo aiutare il giovane in difficoltà a esplorare le proprie emozioni, a esserne consapevole, ma poi anche a fare dei piccoli passi concreti, quotidiani, per recuperare
attraverso delle attività concrete, la fiducia in se stessi e la possibilità di non mollare il colpo, fra virgolette, cioè di non dire ormai non ne vale più la pena. Ecco, questo si fa naturalmente sul piano emotivo-psicologico, ma si fa anche attraverso l'esperienza. E quindi rispetto a quanto tu fai concretamente, la richiesta è proprio di capire quanto sia utile anche abbinare al lavoro psicologico quello educativo. Ma secondo me l'intervento sull'ikikomori deve essere il più multicompetenze possibile, nel senso che io credo che per idealmente aiutare un ikikomori servono educatori, servono psicologi, psicoterapeuti, servono psichiatri, perché appunto ci possono essere delle comorbidità, delle patologie, come per esempio anche la depressione, che può necessitare anche di un supporto farmacologico. Serve l'aiuto degli insegnanti e ovviamente dei genitori. Quindi l'educatore, secondo me, le figure educative, che magari appunto sono anche professionali, sono fondamentali, soprattutto nella fase di aggancio, perché sono quelle che magari riescono a lavorare in un setting anche un po' diverso da quello dello studio, o comunque riescono ad avere quella capacità di entrare in contatto emotivo con il ragazzo maggiore. Ovviamente qua dipende da persona a persona, però l'educatore, per le competenze che dovrebbe avere, può essere una figura fondamentale proprio per essere una sorta di amico, ovviamente con delle competenze specifiche, però coprire quella casella di adulto di riferimento con cui il ragazzo riesce a aprirsi anche a livello emotivo, a livello intimo, che magari non ha nella sua vita. E quindi se l'educatore riesce a coprire quella casella, può diventare uno strumento fondamentale per poi, che ne so, convincere il ragazzo a intraprendere un percorso psicologico, convincere il ragazzo a riprovare a tornare a scuola. Cioè, può diventare veramente una stampella fondamentale per la fase di uscita. Certamente, sorrido perché questa cosa mi ha toccato professionalmente per oltre un anno. È molto interessante e la sottolineo con forza questa tua risposta, perché a un fenomeno multifattoriale si risponde con un equip multidisciplinare e quindi a questo tipo di problematiche complesse si risponde con diverse figure che lavorano su diversi piani, l'una che fa sponda all'altra per lavorare su piani differenti e creare agganci e possibilità, anche lavorando contemporaneamente con il ragazzo, con il giovane interessato e la famiglia e il contesto sociale. Ecco, questa è un'altra sottolineatura interessante, perché spesso questi fenomeni ancora un po' sconosciuti vengono appiattiti culturalmente o addirittura stigmatizzati, come se ci fosse la ricerca dell'attribuzione di una colpa, di una mancanza, di una responsabilità, il genitore che non fa bene il genitore o il ragazzo che in fondo cerca la scusa per non impegnarsi. Ecco, quindi questa è un'altra cosa che tu hai citato e che sottolineiamo, l'importanza di far conoscere questi fenomeni perché vengano compresi a fondo e non si diano risposte semplificative o addirittura colpevolizzanti. Ecco, l'associazione per esempio che tu hai fondato e che rappresenti lavora anche su questo piano culturale, un po' come il nostro festival cerca di fare, cioè porre l'attenzione su questioni complesse perché vengano maggiormente conosciute e comprese. Puoi fare un commento in proposito? Sì, l'obiettivo dell'associazione è primariamente quello, cioè fare sensibilizzazione, fare divulgazione. Io faccio formazione a insegnanti, a psichiatri, educatori, genitori, perché tutti devono sentirsi coinvolti, e come associazione in generale organizziamo eventi in tutta Italia, perché siamo in tutta Italia noi. Nasciamo appunto da un sito internet, ma poi insomma ci sono psicologi che sono associati a noi in tutta Italia, e noi lavoriamo tantissimo con la divulgazione sul territorio. Quindi primariamente bisogna diffondere questa sensazione che l'ikikomori non sia semplicemente una malattia che va curata nel ragazzo, ma che sia qualcosa da affrontare a livello sistemico come società, perché scaricare tutta la responsabilità sul ragazzo non è la soluzione né pragmaticamente migliore, perché non fa altro che appesantirlo e allontanarlo, ma non è neanche quella più corretta, perché comunque il ragazzo, se soprattutto sviluppa questa sofferenza a livello molto giovane, cioè magari già da 12 anni, significa che c'è qualcosa che non funziona, significa che la società
lo carica di aspettative, di pressioni superiori a quelle che è in grado di reggere. Poi sicuramente lui avrà le sue responsabilità e dovrà fare i suoi step, però non si può neanche dire semplicemente che il problema sia solo suo. Certo, quindi fondamentale anche diffondere una cultura rispetto a questi aspetti e farcene carico tutti quanti, come società, come mondo adulto. In questa direzione va per esempio la domanda di Viola da Zoom, che ci chiede se ci sono dei siti, dei media o dei film, dei libri che ci puoi consigliare per aiutarci a comprendere e conoscere meglio il fenomeno. Allora, io parto ovviamente da quelli dell'associazione, il mio blog, il blog che adesso è diventato anche il sito dell'associazione, e poi il libro che ho scritto io nel 2019 che si intitola Hikikomori, i giovani che non escono di casa. È un libro pensato per tutti, nel senso che non è scritto in modo particolarmente tecnico, più o meno col linguaggio che ho usato qua. Film, serie, allora io consiglio anche per chi è appassionato di anime giapponesi la serie Welcome to the NHK, che è una serie appunto che tratta della storia di un hikikomori, che è quella che poi mi ha fatto scoprire originariamente nel 2012 il fenomeno. Come film non ne conosco tanti, però sono in uscita documentari secondo me molto interessanti che approfondiranno il problema. Non ho in mente una filmografia onestamente sull'hikikomori. C'è Castaway to the Moon, che è un film coreano che tratta un po' la tematica, che secondo me è un film molto bello, però tratta un po' la tematica della solitudine sociale in generale, non solo dell'hikikomori, però può essere interessante per chi vuole un po' approfondire la tematica. E altri libri, per non citare solo il mio, ce ne sono sicuramente altri studiosi che si sono occupati del fenomeno, come per esempio Carla Ricci, che è stata anche una di quelle che io stesso ho consultato in fase di studio, che è un'antropologa che in questo momento lavora all'Università di Tokyo, che sicuramente è stata una delle prime in assoluto, non solo in Italia, ad occuparsi di questo fenomeno, e i cui libri, in particolare Adolescenti involontaria reclusione, consiglio assolutamente. Bene, grazie mille. A testimonianza del molto fermento che c'è attorno a questo argomento e al nostro collegamento, abbiamo visto i ragazzi in sala attivarsi quando hai parlato di anime, vero ragazzi? Ecco. Bene, stanno commentando, perché questo è appunto un mondo talvolta sconosciuto agli adulti, e invece ci sono molte informazioni da trarre da questo pianeta che è di grande interesse per i ragazzi di oggi. Poi arrivano anche dei ringraziamenti per l'intervento, anche da parte di genitori di ragazzi a cui è stato diagnosticato questo disturbo. Abbiamo ancora lo spazio per un paio di domande, credo. Ecco, una ci arriva sempre da Facebook, da Bruna, che chiede quanto anche le incomprensioni tra genitori possono aumentare il rischio di questo tipo di problematiche. È ovvio che sono un fattore predisponente. Molti ragazzi hikikomori vivono solo con la madre, perché i genitori sono separati o divorziati. Difficile dire, bisognerebbe analizzare caso per caso quanto il divorzio sia stata una causa o una conseguenza dell'isolamento, perché a volte il fatto che un ragazzo si isoli porta molto a mettere in discussione la coppia, a scaricarsi delle responsabilità, perché i genitori sono impotenti ed essendo impotenti tendono poi a prendersela tra di loro, e quindi spesso si arriva al divorzio a causa di un ragazzo che magari, causa non perché è colpa del ragazzo, però diciamo le incomprensioni portano magari la difficoltà nel ragazzo, che poi a sua volta alimenta le incomprensioni tra i genitori. Quindi l'ideale sarebbe ovviamente che la famiglia rimanga unita, ovviamente entro la possibilità che c'è, perché ovviamente se ci sono problemi gravi è giusto anche separarsi, non è una cosa sbagliata a prescindere, ma l'ideale ovviamente è che i genitori riescano in qualche modo a cooperare per aiutare il figlio. E però, insomma, anche se il figlio dovesse rimanere o solo con la madre più spesso, o solo col padre, si può comunque mettersi in discussione, perché l'importante è che il nucleo familiare, cioè chi vive con il ragazzo, si mette in discussione, quindi eventualmente anche i fratelli, le sorelle, cioè tutti coloro che vivono con questa persona.
Certo, grazie mille. Quindi ancora una volta la rete, la corresponsabilità e il lavoro di squadra per riuscire a comprendere e risolvere questi problemi. Abbiamo lo spazio per l'ultima domanda da parte dei ragazzi. Hai già toccato naturalmente questo argomento, ma è giusto per dare anche spazio alla loro curiosità e interesse in proposito. I ragazzi chiedono quanto l'uso esagerato dei social possa poi favorire questo tipo di problematica, appunto. Cioè, sappiamo che in alcuni casi viene dopo la dedizione sfrenata ai social come conseguenza dell'isolamento, ma la domanda qui è invece se possa essere una delle concause. No, sicuramente diciamo che la conseguenza è di solito legata all'abuso dei videogiochi, perché se voi vedete come viene descritto l'hikikomori online da molti media, sembra quasi che sia equiparabile, se non un sinonimo di dipendenza da videogiochi o da internet. Non è così. L'hikikomori appunto ha una conseguenza in questo abuso, può avere anche una concausa nell'abuso dei videogiochi, sicuramente i social sono una concausa. Sono una concausa e per come ho detto prima, secondo me non è tanto quanto li si utilizzino. I social hanno anche grandi meccanismi di dipendenza, non lo scopro io. Tutti noi tendiamo ad aprire Instagram, WhatsApp, YouTube in modo a volte compulsivo, senza neanche una reale ragione per farlo, e soprattutto i giovani sono molto, molto presi da questi strumenti, ma più che l'aspetto di quanto li utilizzo, bisognerebbe porsi la domanda quanto i social influenzano la nostra vita, nel senso i social mi fanno bene, mi fanno male, da che punto di vista mi fanno bene, da che punto di vista mi fanno male. Io non credo che la soluzione sia togliere i social dalla vita, sarebbe una soluzione abbastanza estrema. Credo però che sia giusto innanzitutto ricordarsi ogni volta che li si usa che quella che si vede nei social è una vita fittizia, che la maggior parte delle persone non è perfetta come appare sui social, sia dal punto di vista estetico, e questo lo dico soprattutto alle ragazze che di solito soffrono maggiormente l'esposizione ai corpi femminili, ma anche a livello proprio di successo personale. Cioè, se io vedo, magari mentre sono da solo, un mio amico che si sta divertendo con un gruppo di amici e io non sono lì e non sto facendo niente, mi sento solo, è ovvio che non è colpa del social, è colpa del fatto che io vedo quel contenuto e anche a causa di quel contenuto in qualche modo ricordo o mi sento più solo. Quindi ovviamente i social a volte esasperano semplicemente una sofferenza preesistente, però appunto bisogna capire che molto di quello che vediamo sui social non è per forza di cose la realtà, e quindi insomma se vediamo che i social ci fanno star male cerchiamo magari di usarli un po' meno, comunque di fare un lavoro da soli o con qualcuno che ci possa aiutare in modo da poterli utilizzare senza che abbiano un impatto estremamente negativo. Poi, secondo me, è impossibile ridurre completamente gli effetti negativi dei social, cioè un po' rimarranno sempre, perché comunque sono intrinseci nello strumento. Il social ha come obiettivo quello di metterci in contatto o comunque di farci vedere la vita delle altre persone, e vedere la vita delle altre persone inevitabilmente ci porta a innescare un meccanismo di confronto sociale che può spesso, appunto, soprattutto in uno strumento dove si filtra molto, può darci una sensazione di debolezza. Bene, grazie mille Marco Crepaldi, che ci ha dato moltissimi stimoli su cui riflettere, molti contributi sia a noi adulti, educatori, insegnanti, genitori, sia ai ragazzi che erano presenti in sala in maniera molto attiva, e quindi questo incontro ha lavorato su entrambi i fronti. Lo ringraziamo moltissimo. Ringraziamo l'assessore Caldart che è stata ospite con noi in sala oggi, e ringraziamo Stefania Chies, responsabile del servizio del personale del Comune di Vittorio Veneto. Grazie. Grazie Stefania. Allora, ringraziamo naturalmente tutte le persone che da tutta Italia si sono collegate, che hanno fatto domande attraverso i nostri social. Invitiamo tutti gli spettatori a mantenersi naturalmente ancora in contatto con i prossimi eventi, anzi a farsi anche da promotori, perché sono occasioni molto ghiotte, con la possibilità di assistere da diversi canali. Ricordiamo che il sito in cui trovare tutto il programma è www.educhiamocivittorioveneto.it, e vi ricordiamo anche i prossimi appuntamenti
che dureranno tutta la settimana, rivolti a diversi interlocutori, quindi insegnanti, educatori, allenatori, genitori, ma anche ragazzi e anche bambini con diverse iniziative. Ci rivedremo questo pomeriggio per 2 incontri, uno con Marco Maggi, parleremo di bullismo, quindi interessante anche per i ragazzi. Un altro invece sarà con il professor Gilardi insieme a Giovanni Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, che tutti conoscete. Parleremo in maniera anche molto divertente di adulti che devono reimparare a fare gli adulti. E poi questa sera avremo ospite il sindaco di Vittorio Veneto per l'intervento della dottoressa Sanese, che aprirà le serate proprio sul tema di questo festival e quindi lo sguardo dell'adulto nei confronti dei bambini, delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi. Vi ringraziamo moltissimo per questo appuntamento, è tutto, chiudiamo la diretta e vi diamo appuntamento ai prossimi appuntamenti. Grazie e arrivederci.